Siamo in diretta, una buona serata gentili telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde. Per la prima volta nel nostro nuovo studio, una scenografia totalmente rinnovata che inauguriamo questa sera con il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi qui in studio con noi. Buonasera, benvenuto. Buonasera, sono emozionato di questo test. Allora vediamo se lo supererà lei soprattutto. Prima però insomma di venire a entrare, perché ovviamente sono molte le tematiche che affronteremo questa sera inerenti alla città, io comincio dando ai nostri telespettatori i riferimenti perché possono partecipare insomma attivamente alla trasmissione, ci possono mandare un sms al 345 334 1171, numero che vedete in sovraimpressione. Insomma potete porre le vostre domande al vice sindaco per tutte le questioni inerenti alla città. C'è anche la mail con insomma la possibilità di iscriversi nel corso della settimana, quindi non durante questo appuntamento in diretta. L'indirizzo lo vedete, il sindaco risponde @gruppo-tv6.com, e allora potete utilizzare anche questo canale. Vice sindaco, veniamo a noi, cominciamo però insomma con un pensiero, con insomma una riflessione su quanto sta succedendo in questi giorni in Emilia, con immagini veramente drammatiche, situazione difficile che ancora non si è insomma risolta, la stiamo vedendo quotidianamente. Ecco, credo anche da parte sua insomma sia doveroso un ricordo di tutto quello che sta succedendo. Sì, immagini terribili, vedere una terra tra l'altro vicino alla nostra, una terra che tra l'altro si fa amare, apprezzare per le sue bellezze, per la gente, insomma, ricordiamo, a molti saranno venuti anche in mente i ricordi del terremoto che ha colpito l'Emilia, e quindi insomma a distanza di alcuni anni un altro evento, come dire, che colpisce le popolazioni di quella regione. Colpisce anche il fatto che mentre stavamo parlando di siccità ci si trova all'improvviso tuffati in una dimensione invece diametralmente opposta, e le immagini che stiamo vedendo sono esemplificative di una situazione assolutamente inedita. Oggi ero con dei funzionari del Comune di Bologna, stavamo trattando alcuni temi insomma, che Bologna sta, come dire, svolgendo da molto tempo, quindi traiamo ispirazione da loro, e ci raccontavano della situazione di grande difficoltà non tanto nella città di Bologna ma nella provincia. Quindi insomma la vicinanza, sicuramente noi abbiamo una squadra di protezione civile pronta. Quindi insomma anche Padova eventualmente è pronta a dare il suo contributo, in che modo? Sì, in questo caso la linea di comando è Roma, Venezia, cioè Regione, e poi la Regione muove le protezioni civili locali. Noi siamo pronti, abbiamo anche una protezione civile che è addestrata e ben attrezzata per situazioni di questo tipo, perché il rischio alluvionale è il primo rischio anche per la città di Padova, quindi diciamo una protezione civile che la nostra è pronta e preparata su questo. Ad oggi però ancora la linea di comando, diciamo, nazionale ancora non ha deciso di sfruttare le protezioni civili del Veneto, e quindi noi siamo in attesa. In questi minuti è in corso un vertice di coordinamento, continuano ad aggiornarmi, emerge che la situazione, diciamo, di maggior crisi, intensità, maggior difficoltà, per così dire. Insomma, quello probabilmente dello smaltimento del fango e delle acque è praticamente quasi esaurita. Facciamo parte di un secondo convoglio che può per il secondo tempo, ma i danni sono talmente tanti che sicuramente, anche se non col gommone, con altri strumenti insomma potremo dare aiuto. Oggi in giunta abbiamo anche detto il fatto che vorremmo avviare una campagna di raccolta fondi. Non useremo un fondo da città di Padova, ma ci agganceremo o a quello della regione emiliana o a quella dell'ANCI, in modo tale da come dire, convogliare su quello la solidarietà. Partire a breve? Insomma... Oggi ne abbiamo detto, quindi penso che a breve, anche perché non dobbiamo attivare nessun conto materiale, ma insomma è semplicemente agganciarci a quelli già esistenti. Tutto questo però, vice sindaco, insomma, ci pone una riflessione su quella
la salvaguardia del nostro territorio, al di là di questa situazione di emergenza che ovviamente è una priorità che deve essere risolta quanto prima, però insomma il tema ambientale è un tema destinato a riproporsi, a rimanere praticamente sempre d'attualità al prossimo futuro, e quindi su questo in qualche modo un ragionamento va fatto. Lei parlava prima di siccità, magari ci arriviamo tra un attimo, parla di insomma salvaguardia idraulica, di prevenzione, di azioni di questo tipo che si possono verificare anche nel Padovano. L'ultima alluvione di una certa rilevanza a Padova, nel territorio padovano, è stata quella del 2010, insomma non ieri ma l'altro ieri, per così dire, e quindi questo dimostra che bisogna sempre rimanere ovviamente attenti, bisogna prevenire. E voi cosa state facendo? Sì, sono, come dire, politiche che si vedono i risultati negli anni. Nell'ultimo anno questa città ha fatto tanti investimenti e anche questa amministrazione ha fatto e sta facendo la sua. Abbiamo da dividere due fenomeni diversi, uno alluvionale da fiumi. Su questo la città è attrezzata già da molto tempo, perché il nostro canale scaricatore, che noi frequentiamo come se fosse un vero e proprio fiume, in realtà è un artificiale costruito dai padovani e che serve a fare in modo che il corso del Bacchiglione all'altezza del Bassano sia deviato, non entra più in città. È rimasto un rigagnolo più piccolo che noi chiamiamo tronco maestro, lo si vede da via Goito, che chiude con delle paratie al momento delle piene, e il flusso di acqua quindi va per il canale scaricatore in direzione Ponte San Nicolò e quindi poi di là per il mare. Il nostro più grande sistema di difesa che abbiamo dalle acque piene del Bacchiglione, che da quando ha sempre tenuto a riparo la città. Gli unici punti in cui magari noi andiamo in difficoltà sono quelle aree golenali dove in teoria non dovrebbero esistere abitazioni, per motivi storici sono rimasti alcuni nuclei, penso alla Paltana dove c'erano i barcari, fa che quell'insediamento nel tempo è rimasto, ci sono alcuni reduci da quella situazione storica, chi a dire il vero mi è rimasto un insediamento. Lì siamo in area golenale, area deputata dall'acqua, quando abbiamo difficoltà e andiamo in emergenza, quell'area ci mette in apprensione, alle volte acqua, per dirla in modo, come dire, in genere. Però non è tanto, mi corregga se sbaglio, appunto la questione della piena dei fiumi quanto la pioggia. L'altro è la pioggia, quindi uno è il tema alluvione, siamo molto difesi, l'altro invece è la pioggia. Qui invece nel tempo abbiamo dovuto infrastrutturare una città che ha dovuto in modo più capillare lavorare per realizzare sistemi di difesa. Se guardiamo di 10 anni fa erano tanti i quartieri che andavano sotto acqua, penso a Forcellini, ad altre zone che oggi invece riusciamo a gestire, ma punti di fragilità sono ancora. Dove stiamo lavorando in questi anni? L'ovest della città, ad oggi è quella più fragile, siamo, come dire, a lavoro, stiamo usando anche fondi PNRR per realizzare infrastrutture di nuova realizzazione, in questi giorni anche in funzione, è il bacino di laminazione a Brusana. Si aggiunge a quello che avevamo realizzato qualche anno fa in zona nord-est, Ponte di Brenta, Torre, in via Veneziana, ed è il sistema attraverso il quale noi contribuiamo ad aumentare le difese nei punti più fragili. Per intenderci, per spiegare anche ai spettatori, è quello che si vede dalla tangenziale, sostanzialmente a lato della tangenziale. Ecco, come funziona che cos'è un bacino di laminazione? Perché in questi giorni si sente parlare molto di bacini, vasche di laminazione, però cos'è e come funziona? Quello serve per difenderci dalle acque in eccesso, quindi se percorrete Corso Australia, all'uscita di Brusegana, guardate dalla parte esterna alla città, vedete un'enorme buca che noi chiamiamo vasca, assolutamente in materiali naturali, quindi una depressione del terreno geometricamente, e quella serve a convogliare le acque di pioggia che arrivano in modo molto intenso, le cosiddette bombe d'acqua, che sono quelle dove, se noi abbiamo un sistema di difesa non ottimale, quando piovono le bombe d'acqua, le fognature, il sistema di scolo si riempie e quindi si alza la città, si acqua nelle strade e in città. Il bacino di laminazione serve a convogliare le acque in eccesso dalle condotte e convogliarla lì, quasi come uno sfogo che ti serve per gli eventi, come dire, molto intensi.
Quindi a questo serve quindi una vasca deputata al riempimento per poi l'acqua viene rilasciata, giusto? Quando passa l'emergenza, come funziona la gestione di questo bacino? Finito l'evento burrascoso, quindi tiene libere le condotte, poi piano piano, finito l'evento, può essere smaltita e riportata in falda negli ambienti o nei canali, quindi svolgere la propria funzione, diciamo, di beneficio. Citavano prima i momenti di siccità, insomma, anche una risorsa alla quale in questo periodo teniamo in modo particolare. Ecco, è previsto che ne saranno realizzati altri? Ci sono altre della città con particolari criticità, o comunque i due che ci sono, quindi questo di Brusegana e quello di Torre, riescono a far fronte, che sono le bombe d'acqua che si verificano in città? A nord il canale Store è stato realizzato, no scusa, il bacino di eliminazione è realizzato a corredo di altri interventi sulle condotte. Qui sulla zona ovest dobbiamo lavorare molto e abbiamo un piano con il Consorzio di Bonifica, non siamo l'unico ente interessato, ma il Consorzio di Bonifica è un ente di emanazione regionale e con loro il progetto più importante, abbiamo stilato, come dire, un programma, il progetto più importante è quel nuovo canale scolmatore ovest da Altichiero fino alla zona di Mandre, in buona sostanza, che si aggiunge al lavoro che fa Fossa Bastioni oggi all'altezza della circovalazione interna, non è più sufficiente a gestire le acque in eccesso, quindi un canale artificiale. La progettazione lo prevede sia sotterraneo che a sfioramento, insomma, e che richiede un grosso investimento economico. Ecco, delle diverse opere la più importante, mi piace dire che Padova sui suoi impegni già li ha fatti, perché questo piano prevedeva anche il bacino di laminazione di Brusegana, che noi abbiamo già realizzato. Prima il Vice Sindaco aveva toccato però il tema della siccità, perché insomma non bisogna questi eventi purtroppo tragici, e abbiamo visto anche che si verificano con una certa frequenza, non ci devono però far dimenticare un altro grave problema dei nostri giorni, che è quello legato alla siccità, perché insomma siamo reduci da un'estate molto complicata da questo punto di vista, e bene, insomma, specificare forse sembra un po' superfluo, però è bene ricordarlo che certo ha piovuto per molti giorni anche nel nostro territorio, però questo non ha assolutamente risolto, per così dire, il problema della siccità, destinato a riproporsi. Certo, per fortuna non abbiamo avuto le conseguenze che ci sono state da altre parti, che abbiamo commentato all'inizio trasmissione. Questa è acqua che, devo dire, ha fatto tanto bene ai nostri canali, al nostro sistema irriguo e anche alla falda, quindi anche se la pioggia, soprattutto a maggio, viene vissuta come un disagio, in realtà dobbiamo vederla come un evento lieto proprio per la situazione di siccità che stiamo vivendo. Non direi che l'emergenza è finita, anzi, certo che riusciamo a vivere questo periodo e tutte le funzioni che l'acqua, come dire, assolve con più tranquillità, perché abbiamo avuto a disposizione buoni quantitativi d'acqua, però diciamo che la media annuale è molto bassa ancora, e quindi è probabile che passata questa fase e utilizzata quest'acqua si torni alle difficoltà. Insomma, noi continuiamo comunque a stare, come dire, sul pezzo con gli altri enti, col Genio Civile, con il di Bonifica, con la Regione Veneto, con l'USL e l'ARPAB, e abbiamo monitorato la situazione, però ecco, l'emergenza idraulica non è certamente passata. E poi è un tema ovviamente molto complesso, di cui torneremo ovviamente ad occuparci. Andiamo adesso una brevissima pausa, torniamo subito dopo la pubblicità per continuare ad analizzare le questioni relative alla città di Padova. Ricordo ai nostri telespettatori che possono mandare un SMS al 345 334 1171 per porre le domande al Vice Sindaco Andrea Michalizzi. Ricordo anche durante la settimana il sindaco risponde @gruppotv7.com. A brevissimo allora un po' di pubblicità, torniamo subito dopo.